Poche parole per esprimere un pensiero, questa è la storia di Tortellino Nero. Nacque alla fine di un giorno di marzo, fra il pesto e la pasta di un giorno di festa. Sul tavolo fra i tanti coi suoi fratelli bianchi parlava, scherzava, nessuno lo notava, ma Tortellino Nero pensava: perché sono nero? Di nero pensava. Un tortellino saggio che aveva più coraggio gli dice: state accorto, guardati le spalle, perché come te non è stato nessuno e i diversi si sa finiscono al buio. Ma ecco una mano che la afferra per davvero e finisce la storia di Tortellino Nero. Tortellino Nero che girava per strada pensò: che triste, che schifo di giornata. Fortuna volle che incontrò un gruppo strano che aveva appena inciso un disco a Fiorano e chiese: dite un po' voi ragazzi moderni, non sono matto ma nessuno mi vuole nel piatto. Spiega un po', io sono solo nero, però sono un tortellino vero. E allora che cazzo vuoi da noi? E poi, e allora che cazzo vuoi da noi? Un piede sulla testa, poi il pesto, la pasta, finì così il giorno di festa.